Ciao bambini, siete pronti oggi a costruirvi una bellissima e simpaticissima lavagna luminosa? Allora oggi vi insegno come si fa. Care mamme, sicuramente avete una scatolina in plastica e se non ce l'avete presto fatto una bella teglia dove solitamente cuocete il pasticcio. Allora, cosa si fa per preparare una lavagna luminosa? A disposizione noi abbiamo la carta forno che io ho già tagliato, ricopriamo la nostra scatoletta di plastica o la nostra teglia, la fermiamo con dei pezzi di nastro adesivo, così. Un nastro adesivo si è anche staccato, lo riattacchiamo. Ecco qua. Magari facendo le cose con un attimino di più calma si fanno anche meglio. Dopodiché posizioniamo all'interno della nostra lavagna luminosa delle pile, ecco qua, oppure delle lucine dell'albero di Natale o la torcia del telefonino, che in questi casi torna utile. Ecco qua, ne metterò 3. Ci metto un altro pezzettino di scotch per sigillare il tutto. E sopra la nostra lavagna luminosa posizioniamo della farina da polenta gialla. Ecco. Adesso possiamo divertirci a creare delle bellissime immagini. Le onde del mare, una bella farfallina e tutto quello che la vostra fantasia vi detta, vi dice. Allora con questa cosa io vi dico divertitevi tanto tanto, vi salutiamo tutte le educatrici dell'asilo nido comunale e ci diciamo alla prossima. Ciao bambini, un bacio grande grande.